Buonasera, ringrazio tutti per essere venuti a questa serata. Sarà sicuramente una serata in cui forse si potranno anche chiarire alcune cose, forse anche risolvere qualche dubbio. Per i problemi ci vorrà un po' più di tempo, che sono anche concreti. Bisogna cercare di capire un pochino di più le cose. Ecco, la serata, come voi sapete, sarà centrata sulla figura del professor Luigi Martini, che è consulente del governo Renzi, consulente economico. Alla mia destra c'è invece il senatore Lauro Puppato, che ha un po' promosso questa serata insieme ai collaboratori qui nella zona del Partito Democratico. Io sono Mariano Montagina, sono un giornalista, con una parte minima, semplicemente giornalista di Vita Corpo di Treviso, di Avvenire, di Settimana del Scenario del Veneto. Il mio compito sarà solo quello un attimo di guidare la discussione. Dobbiamo ringraziare Fabio Gauda, Presidente della Confartigianato di Aslo e Montebelluna, che ci ospita in questa sede. Non lo vedo più, eccolo là, ma ringraziare anche il sindaco di Aslo, Mauro Migliolini. Abbiamo anche come ospite il prefetto di Treviso, Laura Lega, una presenza sicuramente che onora questa serata. Ecco, e il tema, come voi sapete, è quello che da qualche tempo attanaglia un po' questa azienda in maniera molto particolare. La crisi di due banche che fino a un anno fa erano anche più di un fiore all'occhiello per tutta questa zona. Erano un polmone economico straordinario, un polmone economico che ci aveva anche fatto sperare di superare un pochino meglio questa crisi. Noi, per noi qui nel Veneto, erano due banche che continuavano insieme anche alle altre piccole banche nel momento più duro della crisi a sostenere gli imprenditori. Poi le cose invece sono andate a finire nella maniera peggiore. Nel Veneto abbiamo bruciato 10 miliardi di risparmi, praticamente quasi tutto il PIL. E queste due banche, che erano l'emblema del localismo, della forza del luogo, della forza, possiamo dire, del campanile. Entrambe queste banche avevano sempre rifiutato l'alleanza, avevano deciso di andare diritte da sole avanti, e come voi sapete le azioni in pochissimo tempo sono crollate da valori 30, 40 euro, 60 euro per la popolare, a valori prossimi allo zero. Noi giornalisti abbiamo vissuto assistito a giornate di grandissima tensione durante le assemblee, abbiamo visto vite spezzate, futuri cancellati, pensioni, risparmi di una vita andati completamente in fumo. Abbiamo assistito a assemblee di queste banche. Noi abbiamo sempre assistito, diciamo sempre praticamente ogni 2 anni Veneto Banca era una festa quando Veneto Banca invitava tutti i suoi azionisti all'assemblea, e invece abbiamo assistito in diretta a un dramma infinito. Io avrò sentito un centinaio di testimonianze di risparmiatori assolutamente distrutti da questa cosa, anche se effettivamente, forse anche per fortuna, nel passato le fortune di queste banche avevano consentito a molti risparmiatori di mettere in piedi un bel flusso di risparmio, per cui per alcuni tra perdite e guadagni non ci sono riuscite le difese. Però c'è una categoria molto ampia di risparmiatori che ha perduto tutto. Nel 2015 le banche del Veneto avevano 158 miliardi di impieghi, 35 di credito deteriorato e 20 di sofferenze. Quindi questa è la situazione delle nostre banche. In più, in tutto questo contesto, ed è una cosa che magari poi chiederemo anche al nostro consulente del governo, in tutta questa situazione l'Europa chiede di allinearsi sempre a livelli più alti, come chiedere a un malato, a un influenzato, di alzarsi e correre velocemente in una maratona.
Le banche nel momento in cui soffrono di più sono chiamate a fare degli sforzi ancora maggiori. Luigi Valentin è consulente del governo Renzi. Io qui ho fatto un curriculum vitae, ma è impossibile perché ha cominciato facendo un Erasmus in Inghilterra e poi ha fatto master negli Stati Uniti, ha fatto master a Siena, insegna a Bologna, è stato anche però assessore di una città importante di Ferrara, e lui scrive a suo merito, credo sia anche giusto farlo, il fatto di aver ridotto il debito del comune del 20% mentre lui era assessore all'economia, e aver ridotto, unico fra i capoluoghi, l'addizionale IRPEF, che non è poco, mantenendo una città che, come voi sapete, Ferrara è una città vivibile, è una città che ancora oggi è molto a misura delle persone che hanno i cittadini. La senatrice Laura Puppato la conoscete tutti, è una attenta osservatrice delle cose nostre da Roma, perché adesso lo fa da lì. L'ultima cosa che volevo segnalarvi era questo, che poi su cui spero anche il consulente del governo ci dirà qualcosa. Io qui ho messo delle slide, ma sono proprio delle cose molto semplici, solo per avviare la discussione. Questa è l'idea che il governo ha avuto per difendere queste banche in difficoltà, e cioè il Fondo Atlante. Poi ho preparato, no, ma basta un attimo, sono due cosine proprio senza. Ecco, questi sono i dati di Veneto Banca, si vedono fino al 2014, gli altri non li ho recuperati, sono gravissimi, e questo invece è l'indebitamento di tre banche, Credem, Monte dei Paschi di Siena e Veneto Banca. Da ultimo volevo citare, io che sono un giornalista dei giornali cattolici, questo vescovo che è Monsignor Beniamino Pizziol, che è il vescovo di Vicenza, che ha usato parole durissime verso i dirigenti delle banche, di queste banche che sono andate in difficoltà. Io ne ho conosciuti diversi di questi, adesso io non saprei dire, non saprei giudicare. Certamente, e magari questo si potrebbe anche dire, vedere questi dirigenti che si allontanano dai loro incarichi con prebende astronomiche, mentre i risparmiatori hanno perso tutto, certamente fa gridare, perché qui il vescovo ha veramente gridato allo scandalo, e così ci si attende anche un provvedimento rispetto a queste cose. Non si può andare lasciare un incarico con prebende straordinarie avendo lavorato molto probabilmente male. Ecco, questa era una piccola introduzione, tanto per avere la misura di quello che è un autentico dramma che entra nelle canne del Veneto, perché questo dramma è entrato nelle canne e nel sangue del Veneto. Per capire di cosa stiamo parlando, ma soprattutto per capire se è possibile, in base ai mezzi e agli strumenti che il governo ha messo in piedi, ripartire, recuperare tutte queste. La Popolare di Vicenza ha già fallito il salto in borsa, però sembra che le cose si stiano un po' sistemando, ci sono consigli di amministrazione nuovi, la democrazia ha giocato ruoli importanti, hanno votato, hanno cambiato i loro dirigenti e si sta guardando al futuro.